Sto registrando probabilmente il video più importante del mio canale, quello a livello emotivo, quello a livello personale, e forse avrete letto dal titolo e dalla miniatura e quindi già vi starete facendo un'idea, ma adesso vi spiego un po' tutto. Quest'anno, il 27 agosto, io e Roberta abbiamo compiuto 10 anni di fidanzamento. 10 anni sono tantissimi per molti, ma devo essere sincero, per me sono volati perché stiamo molto bene insieme, perché ci divertiamo, e quindi sono davvero molto felice di essere arrivato a questo punto della mia vita con una persona come Roberta, una persona che mi capisce in tutto, che mi sostiene in tutto, che mi appoggia in tutto, che rompe le scatole, così come io le rompo a lei, però alla fine torniamo sempre lì perché ci vogliamo bene. Quindi, come capita ogni anno, il 27 agosto siamo qui ad Agropoli e appunto, come da tradizione, io organizzo sempre una serata con lei al ristorante. Ovviamente quest'anno è capitato proprio quando gioca il Napoli, quindi io sarò costretto a vedere la partita del Napoli al ristorante, ma questo è un altro discorso. Penso che questo avvenimento, questo evento sia molto importante, e quindi ho deciso di organizzare qualcosa di molto speciale. Le ho preparato diverse sorprese. La prima è proprio il luogo di questa cena. Lei non sa nulla. Ho preso una location davvero molto bella, suggestiva, marittima. Spero che possa piacerle. Ci sarà un'altra sorpresa che l'aspetterà lì sul tavolo appena arriveremo, e quella più grande forse è quella che aspettava da tanto tempo. Quindi io non vi voglio spoilerare nulla, cercherò di farvi vivere tutti questi nostri momenti come se foste lì con noi, e spero soprattutto che possa piacerle tutto. Ho dato davvero del mio meglio, sono molto teso, penso che si può vedere. Sono stato bravo a mantenere questo segreto con molte persone. Spero che queste persone poi, quando guarderanno questo video e sapranno della notizia, saranno contente, e soprattutto spero che sarà contenta proprio lei, perché se lo merita. E nulla, dai, voglio, speriamo bene, ce l'ho messa tutta, incrocio le dita, spero che resterà contenta delle varie sorprese che vedrà. Non si aspetta nulla. Dai, cosa fondamentale, visto che lei non sa nulla, mi sono inventato una palla dicendole che registravo un video, ma del miglior ristorante del Cilento. Quindi io imposterò questo video dopo con lei ufficialmente così. Inizialmente vedrete comunque la serata che si svolgerà in un certo senso, poi dovrò essere bravo io a svoltarla. Maronna mica, tengo l'ansia, non vedo l'ora che viene sto momento, che tengo l'ansia, me lo so preparato da un sacco di tempo. Dai, ma io, Roberta sta facendo la doccia, passiamo a prendere il nostro anello nel luogo segreto. Ciamma pur muore. Lo mettiamo qua, speriamo bene. E voglio. Benvenuti e bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video. Come vedete alle nostre spalle siamo giù ad un porto, il porto di San Marco di Castellabate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti chi c'è mai stato, è molto bello. Per un video particolare, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, mangeremo nel miglior ristorante del Cilento. Sei pronto? Del Cilento? È del Cilento, sì, di tutto il Cilento. Non sei pronto? Non sai nemmeno che si mangia? No, non so proprio niente. E allora scopriamolo. Tra l'altro, ragazzi, oggi decorre un evento molto importante. Il 27 agosto di 10 anni fa ci siamo fidanzati. Quindi, come facciamo ogni anno, ti porto a mangiare, e quindi uniamo l'utile al dilettevole e andiamo a mangiare nel miglior ristorante del Cilento. Esatto, dobbiamo fare pure il video. E in più ci pure la partita. E andiamo. Come siamo arrivati? Ma questo è? Penso di sì. Ma Entriamo, no, è un hotel a Prodo. Ma questo è a Prodo? Ma veramente? No, veramente. Veramente? Siamo solo noi. E che mi fa? Vieni, Ma veramente? Sì, ma si scema. Esatto, ma vai. Fammi fare il video. Vediamo mentre Entriamo, siamo solo noi. E vai, Ragazzi, ecco il ristorante dove ho portato Roberta. Hai ancora paura? No, paura. Buonasera. Prego, signora, accompagniamo il vostro tavolo e poi il vostro tavolo. Grazie. 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 Molto vergogna, vero, di fare queste cose. Allora, questo è un box Dovete già me? di rose che sì. Ti piace? Sì. Sì, bella. Ti piace la location? Ah, è bellissima. Fate vedere che c'è mare qua. Allora, in pratica, ragazzi, vi spiego. La nostra location è praticamente sul mare di San Marco. È come queste qui. Noi siamo in una di queste. No, porca miseria, ho rotto il bicchiere di vetro. Wow, ti sordo. Dai, amore, stacca un attimo. Mi ha fatta aprire. Vai.
Basta, togli un attimo. Ma perché? Ma pure con il flash. È perché non si vede niente, se no devono vedere tutta la tua bellezza. Comunque ragazzi, stavo dicendo prima che rompessi il bicchiere, la nostra location è come questa. Come si chiama? È tipo un gazebo. Sì, è un gazebo, ognuno c'è il suo gazebo. Esatto. Con il proprio tavolo affacciato sul mare. Voto alla location che ho scelto. 20, da 1 a 10. 20, bellissimo. Non ti aspettavi neppure il mazzo a dire, eh? Non mi aspettavo niente proprio. Grazie. Allora? Bellissimo, sono felicissima. Però mi mette vergogna di fare il video perché ci stanno le camere che ci guardano sempre. Sembra troppo bello. Mette vergogna, amore. Sei in modalità cringe. Odora, no? Fai vedere bene come sono. Belle però, eh? Sono belle proprio. Vi lascio quello che sarà il nostro menù degustazione. Inizieremo con 2 entrée di benvenuto offerte dallo chef e poi procederemo con tutte le altre portate che vi spiegherò nel dettaglio man mano che ve le servirò. Ok, grazie. Stiamo già accorti che non rubiamo un bicchiere qua. Ora a noi? Che è sto mussilla? Vi lascio del pane casariccio, dei grissini e semi di papavero e dei panini con olive nere e rosmarino che facciamo gustare col nostro olio d'oliva che ce lo produce l'azienda Malandrini. Come potete notare dal colore dell'olio è un olio prematuro, infatti quando lo assaggerete sentirete un leggero pizzicore in gola. Io vi consiglio di assaggiarlo con il pane casariccio che è quello a fettine perché non ci sono aromi, quindi andrete a sentire al 100% il sapore dell'olio. Buona continuazione. Grazie. Prego. Non ho capito niente. Prego, entrée di benvenuto, tartare di gambero rosso con sopra perlace di tartufo nero. Assaggia l'olio. Assaggiano la scarpetta. Come si fa? Penso così. Questo è proprio quello che piace a te. Oh, vero, mamma mia. Buono. Fammi assaggiare a me, eh. No. Ma io questa è proprio una goduria così. Amo l'olio io. Mamma mia. Ma per pizzica. Perché quello è fatto, eccolo là proprio. Pizzicoso. Bene. Allora io adesso assaggiamo l'entrée di benvenuto. Sarebbe gambero rosso come avete sentito. Con tartar. Ma che è? Tartare di gambero rosso, cioè. Mi sento troppo pip. Mamma mia. Buono. Uffa chef. Guardate qua ragazzi. Assaggiare pure io. Aspetta, si scioglie in bocca. Spettacolo. Amo, Non mi dato un bicchiere. ma sei sicuro che puoi pagare questa cena? Non ti preoccupare. Buono. Ma si scioglie in bocca tipo. È buono. Seconda entrée di benvenuto, panino al nero di seppia con hamburger di tonno e pomodoro. Mentre per lei abbiamo prosciutto crudo e fichi bianchi del Cilento. Amo, i fighi vanno forte qua. Vanno proprio forti i fichi. Ma io c'è questa differenza perché io ho specificato che sono intollerante al lattosio e quindi c'è questa differenza di piatti. Mo vediamo prima Roberto e poi il mio. Secondo entrée, guardate una bella faccia proprio questo panino. Buono. Ti piace? Guarda, mo vado io, crudo e fichi. È un bel accostamento, però non te ne faccio ancora una. Vabbè. Amo. Sul pane casariccio. E che spettacolo. Mamma mia. È fresco il figo, si sente? Ma questo crudo, voglio, devo dire la verità, si scioglie in bocca. Amo, anche i fuochi d'artificio per te, eh? Faccio per fatta me? organizzare proprio in grande In grande. stasera. Da cavo, eh? Fuochi? Che non si vedono? Per te? Bella, carotaggio buttato, sul mare. Con i fiori. Con i fiori, soprattutto. Bellissimo. Ma quale rose che piacciono a me? Sì. Voglio cominciare l'operazione sorpresa. In pratica mi sono inventato la scusa che devo andare in bagno, perché poi veramente devo andare in bagno sul pisciale sotto. In questo momento devo andare vicino a qualche cameriera che ci sta servendo al tavolo e gli devo dire dell'anello. Devo andare a prendere l'anello in macchina, devo darlo ad uno di loro e me lo devono conservare fino a quando poi devo fare effettivamente la sorpresa, cioè a fine serata. Me la dovranno portare, non lo so, con qualche scusa al tavolo, tipo come se fosse una portata a sorpresa dello chef. Apre e esce l'anello. Devo cercare di fare questa cosa. Speriamo che ci riesca. Mamma mia, guagliù, mi vedete così, ma ve lo giuro, dentro sto morendo perché ho un'ansia e una tensione addosso che non ho mai avuto. Ma raga, già fa l'esame, cioè sto facendo una cosa bella, per amore di Dio. Però voglio che tutto sia nei minimi particolari curato bene e che venga bene. Per ora, devo dire la verità, Roberta è stata sorpresa perché lei non sapeva effettivamente dove la portassi, quindi per ora va bene questo. I fiori, le rose che le piacciono tanto, non sospettava e infatti gliel'ho fatte trovare sul tavolo, l'unico tavolo con vista mare che ce li ha, capisci, un livello. Mo manca l'ultima cosa, devo vedere un attimo. Poi ho parlato con la cameriera, mi ha dato l'ok, è d'accordo con questa sorpresa e quindi vediamo un attimo che ne esce fuori. Vado a prendere l'anello in macchina. Qua giù, anello preso, mamma mia, l'ansia sale, aumenta. Tra l'altro sto facendo pure il corso perché dice Roberto, io sto faccio in meglio, da quale bagno chiudo a Napoli, effettivamente, mamma mia. Alla base mousse di ricotta di bufala, nel mezzo scarola ripassata con acciughe e olive nere e sopra un perlacio di acciuga. Grazie. Assaggiamo? Sì, bella faccia. Si assaggia tutto insieme, giusto? Penso di sì. Siamo ignorante. Non ti preoccupare adesso. Ma che tagliata, ma che c'ha? Bella, ma sta facendo pure la scarpetta e te?
Buona? Ti piace? Buono. Gourmet? Molto. Gourmet o gourmet? Molto gourmet. Da che sto? Come a Ind? Quindi promosso? Buono. Provo io. Faccio la così. Allora, a me le scarole piacciono tantissimo. Manco tempo lo faceva. Ma pure la frittura, cioè non si sente proprio leggerissima. Cioè non c'è un filo d'olio. Spettacolare. Fino a questo momento tutto di tuo gradimento? Molto buono. Per ora che voto dai, diciamo, tutto? Amo 10, questo è il massimo. Cioè sei stata stupita? Tantissimo. Ma non te l'aspettavi? Ma proprio zero. Già bravo, avessimo volta mangiare. E invece, tutto questo per te? Allora, ecco voi il vostro mezzo rigatone. Alla base abbiamo una vellutata di zucchina bianca, del gambero rosso crudo, della mozzarella sciolta per la signora e dei fiori di zucchero. Mamma mia, e che faccio che te? Buono secondo me. Buonissimo. Buonissimo, amore. Ma si vede. Veramente ottimo. Guardate qua la cremina sotto, va giù. Mamma mia, spettacolare comunque. Tra cremina, gamberetto e la cottura della pasta, è uno spettacolo. Allora, per la signora abbiamo il nostro spaghettino risottato e mantecato al burro di bufala con del pane saporito e una acciughina di menaca fisica. Invece per lei abbiamo il nostro spaghetto e vongole. Ma io voglio che faccia, che faccia. Ma no. Amore, siamo pronti per questo secondo primo. Ah, giustamente c'è il secondo primo, dobbiamo fare il secondo brindisi. Vedi, non rompere un altro bicchiere. È abbondante questo. Buono, buonissimo. Guarda che fame che mi sta facendo venire. Ottimo. Ora è il mio turno. No, guarda, mi sa proprio i 30 all'uovo. Non ce la faccio. Diamo un po' di vongole, eccole qua. Saporitissimo proprio, mamma mia. Tonno rosso scottato, alla base crema di fagioli bianchi, sopra fagioli cannellini e gel caramellato di cipolla rossa di tropea. Chi sta pure dare una bella faccia. Allora, diciamolo subito, la cipolla non è che proprio ti fa impazzire. Sì. Ora sei cacciata. È un gusto che non mi piace. Prova, Non ti piace? Aiuto, provo io. A me la cipolla piace. Diciamo che è una cosa diversa dal solito questa qua. A me piace. Amore, mo ti sazi, ti mangi pure i miei. C'è questo sacrificio. Ecco voi il vostro predessert, una panina di gelato artigianale della gelateria di Martra di Torchiara e come gusto questa sera abbiamo ricotta e lampone. Buono. Fresco? Sì, gelato. Voto, questo è gelato? 10. Tutto 10 stasera. Oh, muers. Allora, per lei abbiamo la nostra mousse al cappuccino, invece per la signora abbiamo la nostra crostatina scomposta, alla base abbiamo una mousse di ricotta di bufala aromatizzata al rum, un gel di pere, delle pere e delle scaie di cioccolato fondente e vi lascio la vostra piccola pasticceria, una crostatina al mascarpone, un tartufino al cioccolato bianco e un cioccolatino al caramello salato. Buona continuazione. Grazie. Non mi capite niente. No. Come si mangia queste cose? Buona, non so che c'è dentro. Me l'ha spiegato. I commenti di Roberta. Buono, buono. E che devo fare? Allora, questa invece è la mia. Come viene? Che cos'è? Spiegato. Tiramisù. È tiramisù? O tiramisù? Qua cappuccino si sente proprio un amore. Sto proprio bevendo il cappuccino. Ma cappuccino non si fa con latte. Allora, l'ultima portata dello chef per la signora. Ok, passo. Mi puoi registrare tu? Ti chiedo questo piacere, magari è una sorpresa, cioè, nel senso non è. Deve aprire la signora. Ma sei pazzo? Bellissimo. Bello. Allora, non solo il tipo, 10 anni, un anello particolare. Mi vuoi sposare? Sei serio? Amore, ho pensato che 10 anni è un traguardo importante. Mo' 2 sulle strade. O ti lasci o fai un passo importante. L'importante è che sei contenta. Io sono felicissima, non me l'aspettavo proprio. Ma per tutto, ma anche perché cioè, non c'era proprio questa cosa, capito? Ti ho voluto spiazzare. E ci sei riuscito. Allora, fino a mo' hai dato 10 alla serata. Io diciamo che in cuor mio. Quanto? 3.000. In cuor mio sapevo qualche cosa, che ci doveva essere il gran finale. Ma come non eri dato a questo qua? Ho organizzato tutto. Quando mi ci metto, organizzo e faccio. Beh, poi un giorno ti spiegherò tutto. No, amo, non un giorno, mo. No, Ma amo, sono contenta. veramente. No, amo,
proprio spiazzata, ancora devo capire. No, ma io il fatto dell'anello, ma su fatti che mi chiesto. Ma fa pensi, sorda casa non aiuta a prestare tutto questo. Però per te questo ed altro. Raga, che bello! Ma io non ci credo ancora. Grazie! Ma no, ma io non ci posso pensare. Vai, mo cacciate i sordi. Marta, Giovanni mi ha chiesto di sposarlo. No, ragazzi, per piacere, non è vero. Te lo giuro, Marta! Non ci credo. Marta, non ci credo nemmeno io. Sì, anch'io non ci posso credere. Marta mi ha portato in un posto bellissimo, ma io non me l'aspettavo. Manghi. All'improvviso mi è arrivato tipo una portata chiusa. Vado ad aprire, ci stava questo scatolo. Io lo vado così. Guarda che bello, vero? Ma no, raga, non sto sudando, è vero? E questa voglio era la reazione dei nostri amici. Come avete visto, felicissimi. Devo dire la verità, pure io sono molto felice perché è andato tutto come volevo. Ovviamente voglio, come avete visto, è una proposta, quindi non c'è nessuna data. Con calma. Con calma faremo cosa. quest'altro passo importante. Un piccolo retroscena lo volevo portare a Mykonos, però avevo una cazzo di paura di perderlo. Però ho fatto il possibile per creare un'atmosfera come quella che avete visto sulla spiaggia. Quindi nulla, voglio grazie in anticipo di tutti i bei messaggi che mi scriverete, che già me ne state scrivendo su Instagram quando avete visto le storie. Seguitemi per altri aggiornamenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, aiuto!